Qual è il messaggio da dare alla base dei leghisti dopo questi malesseri determinati da questa lista Prima l'Italia? Guardi, sicuramente gli amministratori adesso sono impegnati in diversi fronti e non vanno di certo dietro a delle beghe che vanno ad instaurarsi, perché siamo impegnati a lavorare per questo. Si schiera dalla parte di Salvini Paola Roma, definendo beghe le affermazioni ai nostri microfoni dell'eurodeputato Gian Antonio D'Arè sul nuovo partito che potrebbe nascere per le regionali in Sicilia. Commenta il vetriolo, ennesimo segnale di una spaccatura all'interno del carroccio non solo trevigiano-veneto, che assume un peso importante considerando che Paola Roma non è solo sindaco di Ponte di Piave, presidente della conferenza di sindaci dell'Us Trevigiana, ma uno dei nomi che circolano per la prossima segreteria provinciale. Io, come tutti gli altri sindaci, siamo impegnati ad occuparci dei cittadini, delle volontà anche sociali dei nostri territori e dei nuovi bisogni emergenti, non delle beghe. Che però, se non risolte, rischiano di ingigantirsi, come qualcuno già sottolinea, segnalando più di qualche riunione carbonara tra gli scontenti dell'attuale linea nazionale. Per lo più semplici iscritti che non accettano pesi e misure diversi su rinnovi o espulsioni per volti storici della Lega come Fulvio Petenà rispetto al sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Nemmeno il presidente del Veneto Luca Zaia si salverebbe dalla critica di aver allontanato la stagione dei congressi. Si arriverà ad avere i congressi, quelli che vengono chiesti da tanto tempo dalla base, che non si stanno ancora tenendo. Sicuramente già il presidente Zaia lo aveva annunciato e abbiamo visto che con una pandemia in essere non poteva essere fatto diversamente.